Nicola Palagi, direttore sportivo del Centro, insomma, terzo in classifica, ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, insomma, stiamo ricostruendo un grande centro. Sì, un grande centro, una partita dura. Io ho 44 anni, non ce la faccio più a vedere queste partite dalla panchina, comincio ad avere un'età, perché c'è da soffrire tantissimo. Però la squadra, quando va poi nella difficoltà, che viene ripresa, che va sotto, tira fuori quel qualcosa in più, che è quello che mi piace a me. E riesce sempre a uscirne bene, perché anche stasera abbiamo raccolto 3 punti importantissimi, una partita difficilissima, dove ci ha visto andare avanti sul 2-0, dove potevamo ampiamente chiuderla prima, poi ci siamo un po' adagiati, hanno fatto il 2-1, ci siamo un pochino spaventati e poi dopo la partita l'avete vista, no? Quindi il pareggio e il 3-2 a pochi minuti dalla fine con l'invenzione di Samuele, che ha fatto veramente anche stasera un grande gol, e siamo contenti, molto contenti. Sabato c'è un'altra partita importantissima e lo ridico, abbiamo bisogno del pubblico, abbiamo bisogno del palazzetto pieno, abbiamo bisogno che la gente sostenga questa squadra, perché l'obiettivo è un obiettivo molto importante, però dobbiamo essere sostenuti dalla città, perché se no dopo diventa un problema, non è nemmeno bello per vedere una squadra in queste posizioni, una società che fa sforzi incredibili per portare a Viareggio determinati giocatori, però la città deve rispondere, perché se no si cambia rotta. Questo è giustissimo, no? Perché comunque quest'anno c'è stato un grande impegno, c'è stata una grande crescita dalla 1, l'anno scorso con i preliminari playoff, quest'anno una squadra che è terza in classifica e quindi è fondamentale la città che si avvicina a noi. È fondamentale, la città è vicina a noi, perché io dove vado si parla di hockey, però devono prendere 10 euro e venire a fare il biglietto, perché le squadre si fanno anche con i soldi e quindi anzi si fanno soprattutto con i soldi determinate squadre e quindi devono tirare 10 euro o meno nei regali di Natale, avevo detto 20, ormai 10 sono spese o non spese e devono tirarle fuori e fare il biglietto per venire a vedere il centro. E poi magari per comprare anche un gadget, una bandierina, uno zainetto e darci una mano. Te che sei nato con lo spirito del Centro, no? Sei stato il nostro capitano, quanto è bello aver ricostruito una squadra che ha lo spirito del Centro, che lotta sempre, non molla mai e la porta a casa. Ma sai, io credo che la maglia pesa, no? Pesa e i giocatori che la indossano poi portano in giro per le piste. E nella pista di Viareggio un po' la storia di quella maglia lì. Poi noi non ci scordiamo che abbiamo tanti viareggini in squadra, abbiamo tanti giocatori del posto e questo per noi deve essere un vanto. Non ci sono squadre in Italia che hanno giocatori della città, a parte Follonica. Quindi noi sono anni che mettiamo in prima squadra tanti giocatori di Viareggio, abbiamo vinto lo scudetto con tanti giocatori di Viareggio, abbiamo fatto finali insperate scudetto con tanti giocatori di Viareggio. Questa è la nostra storia e questo deve essere il nostro futuro, quindi questo passa anche dal settore giovanile e poi anche da più avanti col passare del tempo l'inserimento in prima squadra dei nostri giocatori come è sempre stato a Viareggio, perché Viareggio, il centro, è terra di grandi giocatori e ne uscirà degli altri sicuramente in futuro. Io ti ringrazio e ti posso dire che sono contentissimo per te perché insomma hai lavorato benissimo anche con Alessandro, con tutta la società e siamo tornati a un livello che il Centro merita. Sicuramente è un livello importante, è un livello che ci piacerebbe mantenere, se non incrementare, e lavoriamo, continuiamo a lavorare. Io ci tengo stasera a fare una dedica particolare perché ci tenevo particolarmente a questa vittoria perché abbiamo un bimbo del settore giovanile, il nostro Pizzo, che è ricoverato e quindi gli vogliamo dedicare questi 3 punti, è un nostro piccolo bianconero e voglio dedicargli la vittoria di stasera. Grazie Nicola, per tutto. A te.